La pizza siciliana, la rianata. E rieccoci qua al nostro appuntamento goloso. Oggi vi presento la pizza siciliana, una meraviglia. Tantissimi conoscete la pizza romana, la pizza napoletana, e cornicione sì, e cornicione no. Per me sono buonissime entrambe, ma in pochi conoscono la pizza siciliana. E oggi ve la presento. Questa pizza viene denominata rianata. La rianata fondamentalmente nasce nel trapanese ed è lì che si diffonde e se ne fa grandissimo uso. Perché si chiama rianata? Che significa rianata? Rianata viene dal dialetto origano, che si dice riano, da lì rianata, perché appunto questa pizza è ricchissima di origano siciliano. Quindi vi lascio già immaginare il profumo che può emanare una volta uscita dal forno. È molto ma molto semplice da preparare. Ci sono dei tempi logistici che sono quelli di riposo della pasta e poi della lievitazione, ma è veramente semplicissimo, prodotti molto ma molto economici e del territorio. Questa farina qui che ha questo colore scuro è dato dal fatto che è una farina di grano duro siciliano integrale. Poi abbiamo dell'aglio rosso, acciughe o sarde sotto sale di sciacca, del pomodoro pendulo, o se non avete pendulo come sto facendo io adesso usate tranquillamente il piccadilly, un po' di miele, poi acqua e lievito all'interno, della farina 00 e poi l'origano, che ovviamente è una parte fondamentale della nostra preparazione, e ovviamente pecorino siciliano grattugiato. Le grammature le troverete sempre giù in descrizione. Le due tipologie di farine all'interno di una planetaria, poi cucchiaino di miele, il miele serve ad attivare i lieviti, e inserisco pian pianino acqua e lievito. E alla fine il sale. Ecco qua, elastica, idratata, ma che non appiccica nelle mani. La trasferiamo sul ripiano da lavoro, faccio un paio di pieghe, mettiamo un po' d'olio nello stesso boccale dell'impastatrice, inseriamo l'impasto, pellicola e lo facciamo riposare tutta la notte in frigorifero. Continuiamo con le varie preparazioni. Allora, prendiamo una bolle, mettiamo all'interno acqua fredda e inseriamo le acciughe o sarde sotto sale. Dobbiamo farle spurgare per bene perché non si possono mettere in mucca, sono veramente un pezzo di sale. Le lasciamo stare così un'oretta e poi cambiamo l'acqua. Dopodiché andiamo avanti fino a quando noi, assaggiandole, non ci rendiamo conto che è il gusto da noi desiderato. Trascorse le 12 ore, o quantomeno una notte, la nostra pasta, come si dice in gergo, maturò e adesso spianatoia ben infarinata e andiamo a fare le pezzature. Quindi mettiamo l'impasto sulla spianatoia, un paio di pieghe, ok. Fatte queste pieghe, adesso andiamo a fare le pezzature. Ogni pezzatura siamo intorno ai 250 grammi per pizza. Qualche piega, giusto per dare un rinforzo, e poi andiamo a pirlare. Ottenuto questo panetto, in una bowl col fondo oleato le andiamo a mettere su, pellicola, e facciamo lievitare fino al raddoppio. E ovviamente siete tutti quanti invitati a lasciare un like e un commento e, perché no, condividere questo video. E per chi ancora non l'avesse fatto, si iscriva alla pagina e clicchi più che altro sulla campanellina in maniera tale da restare sempre aggiornato su tutte le nuove pubblicazioni. Fatto il suo spot pubblicitario, adesso continuiamo la ricetta. Perfetto, come vedete le nostre pagnotte hanno fatto un bel percorso di lievitazione. Accendiamo il forno e mettiamolo al massimo della potenza che avete. Io ho 250 gradi, lo metterò 250, ma se ne avete 230 va bene uguale. Statico. Ora, nel frattempo che si alza la temperatura del forno, andiamo a fare le ultime basi. Una su tutte è tagliare l'aglio sottile sottile. Tagliato il nostro aglio in maniera veramente sottile, lo teniamo da parte e possiamo cominciare a lavorare l'impasto. Una teglia, io ho questa qua ovviamente in ferro, ha più di 80 anni di vita e la tengo gelosamente. Voi usate ovviamente qualunque teglia abbiate in casa
vi consiglio di non mettere carta forno, ma di olearle un attimino. Quindi mettete su con un pennello un filo d'olio alla base, perché così la cottura della base della pizza sarà molto, ma molto più crunch. Col foglio di carta forno magari può risultare un po' meno biscottata. Allora, prendiamo i nostri panetti, un po' di farina sul piano da lavoro e cominciamo a stendere la pasta. Adesso la andiamo a condire. Questa pizza viene condita in maniera un po' particolare, vi spiego come. Il pomodoro solitamente viene messo in una bowl, viene passato, viene condito e poi con un cucchiaio viene messo sulla pizza. Nella rianata non viene fatto così, ma viene spezzato proprio sopra la pizza e non in un contenitore e poi travasato, perché l'acqua di vegetazione del pomodoro deve cadere nella pizza perché porterà sapore. Ma adesso ve lo faccio vedere. La primissima cosa che dobbiamo fare è andare ad inserire in maniera omogenea pezzettini delle nostre acciughe. Seguirà l'aglio, c'è chi mette l'aglio alla fine, io preferisco metterlo prima, perché poi il pomodoro che vado a mettere sopra me lo protegge dall'alta temperatura, rischia che l'aglio si bruci e poi diventa molto ma molto amaro, in questo modo mi serve per proteggerlo. Ma adesso vi faccio vedere tutti i procedimenti e i passaggi da vicino, così vi rendete conto. Come vi dicevo, prendiamo le nostre acciughe che ho ovviamente sciacquato, dopo averle dissalate in acqua le ho tirate su e le ho sciacquate ulteriormente e le vado a disporre in maniera omogenea su tutta quanta la pizza. Vado a mettere le fettine di aglio e il nostro pomodoro, che come vi dicevo lo si spacca direttamente qui su, in questo modo. Pizzico di sale, ma proprio pochissimo perché già è molto salato tutto quanto di suo, e ovviamente l'origano, come se non ci fosse un domani. Abbondante pecorino siciliano sopra. Filo d'olio e possiamo andare in forno. Altro filo d'olio sopra ed eccola qua. Buonissimo. Poi, favoloso.